In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario dell'8 gennaio 2025. Mattarella in visita a Militello ricorda le aree interne. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato ieri in visita a Militello in Val di Catania, accolto dal Sindaco Giovanni Burtone, dal Ministro Musumeci e dai vertici della Regione dell'Ars, Schifani e Galvagno. E da questo paesino dell'interno della Sicilia di circa 6.000 abitanti ha detto forte e chiaro che occorre garantire in tutto il nostro paese servizi e collegamenti adeguati e condizioni di pienezza e cittadinanza per tutti i cittadini. Il PD siciliano resta spaccato, confermata l'Assemblea. Malgrado l'appello di 16 dirigenti, tra i quali parlamentari regionali, nazionali ed europei, che chiedevano un rinvio, il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, va avanti e conferma con l'avallo di Roma l'Assemblea regionale di sabato 11 per approvare le regole congressuali e impedire così le primarie. Si profila una spaccatura e una probabile non partecipazione delle componenti che chiedono di non limitare il voto ai soli iscritti. Schifani rilancia l'elezione diretta delle province. Il presidente Schifani ha condiviso l'appello del Presidente della Repubblica a tenere conto delle necessità delle aree interne. Il sistema delle ex province con l'elezione diretta, ha detto Schifani, era uno strumento fondamentale per assicurare maggiore attenzione istituzionale a quei territori. Auspico, ha detto, che si possa ritornare presto a questo modello, restituendo centralità agli enti e valorizzandone il ruolo per il rilancio delle aree interne. Riforma della dirigenza in Sicilia, l'ipotesi delle due fasce. La legge sulla dirigenza in Sicilia è la 10 del 2000. I dirigenti erano allora 2500, oggi sono circa 650, divisi in 3 fasce, quasi tutti nella terza, poche unità nella seconda e nessuno nella prima. A luglio il governo Schifani ha approvato una proposta di riforma con una sola fascia. I sindacati chiedono 2 fasce, la prima per chi rientra nelle norme e la seconda per tutti gli altri attuali dirigenti. Confronto aperto dentro la maggioranza. Almaviva ha firmato accordo, ammortizzatori fino a luglio. Ammortizzatori sociali fino al 31 luglio per tutti i 491 lavoratori di Almaviva, in gran parte siciliani, e avvio del progetto della regione siciliana che coinvolge 130 di loro in un percorso di assunzione nelle 2 centrali operative di Palermo e Catania per il servizio 116-117 della sanità pubblica. Ieri è stato firmato a Roma l'accordo tra l'azienda e i sindacati, dopo l'intesa raggiunta venerdì scorso con i Ministeri del Lavoro e delle Imprese. Ancora malasanità e un morto, l'ira di Schifani. Ricoverato il 21 dicembre a Villa Sofia per una frattura scomposta, al pronto soccorso fino al giorno di Natale, poi in ortopedia con condizioni di degenza pesante, contrae una polmonite e muore il 6 gennaio senza essere stato operato. I parenti denunciano. Schifani ha convocato il direttore sanitario e quello amministrativo e traspare la volontà di andare fino in fondo. Già 5 giorni fa Schifani aveva fatto un'ispezione a sorpresa a Villa Sofia. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.